Sensazioni belle, sensazioni positive, non ti nascondo che sono molto emozionato. Allenare l'Ajax è un onore ed è un privilegio, per cui non vediamo l'ora di iniziare questa stagione perché vogliamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi e alla società. Abbiamo voluto, assieme alla società e al direttore, di iniziare prima perché vogliamo lavorare in un certo modo, per cui ci alleneremo tutti i giorni, poi ci fermeremo a Ferragosto e riprenderemo gli allenamenti fino alla fine, fino all'arrivo della Coppa Italia. Abbiamo delle amichevoli in programma con la San Catardese, con lo Sciacca, con la Nissa, per cui abbiamo tanto da lavorare e da considerare tutti questi ragazzi. Ma guarda, il gruppo bene o male tanti li conosco, sanno quello che penso, tutti quanti dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare perché ti ribadisco, indossare questa maglia, questa non è una maglia che pesa poco, è una maglia importante. Noi l'unica cosa che possiamo promettere è quella di lavorare duro, di lavorare giorno per giorno, di non lasciare niente di intentato. Le mie squadre non hanno mai mollato, per cui sappiamo che è un percorso difficile, difficoltoso, ci saranno tante insidie, ma questo deve essere un gruppo che non deve mollare mai. L'umiltà deve essere la base di tutto. I campionati non si vincono con le chiacchiere, ma si vincono con i fatti, si vince, ribadisco, con il lavoro. Noi abbiamo un compito importante, arduo, e per fare questo ci vuole grandissima preparazione mentale, grandissima umiltà. Le mie squadre non hanno mai snobbato nessun avversario perché sarebbe un errore gravissimo e non lo faremo. E perciò ribadisco ancora una volta che questo stemma è stato stropicciato. Noi lo dobbiamo riprendere, gli dobbiamo dare il lustro che merita, dobbiamo riportare la gente allo stadio e perciò sappiamo che tutto dipende da noi. Chi scenderà in campo deve dare l'anima e deve sputare sangue per questa gloriosa maglietta e perché dobbiamo dare le soddisfazioni che meritano questi tifosi.